La pluralità di sacrifici che noi chiediamo agli italiani. 1.400.000.000 di euro è il prezzo che la Sicilia potrebbe pagare alle misure anticrisi varate dal governo Monti. Critico Raffaele Lombardo, che parla di manovra iniqua contro il Sud e le regioni più deboli. Magari ci saranno oggetto di iniziative successive, sottolinea, ma per la crescita del Mezzogiorno e per le infrastrutture del Sud non vedo nulla. Lombardo aggiunge che occorre rivedere di sana pianta i conti della Sicilia e pertanto ha fatto bene il governo a non mettere mano alla manovra finanziaria e al bilancio. Domani intanto Lombardo, assieme all'assessore regionale all'economia Gaetano Armao, incontrerà proprio il premier Monti. E Armao ieri sera ha partecipato ai lavori del Consiglio dei Ministri, rappresentanza di Lombardo, durante i quali sono state varate le misure anticrisi. La Sicilia, dopo un taglio imposto dalle precedenti manovre del 2011 di circa 1 miliardo, deve tagliare ulteriormente le proprie spese di altri 400 milioni. È chiaro che è un momento delicatissimo, difficile, complicato, che ci impone una revisione del bilancio e molto probabilmente condurrà noi, come tutte le altre regioni italiane, a rimettere mano ai conti. Questo potrebbe dar luogo certamente a un allungamento dei tempi per l'approvazione del bilancio e quindi probabilmente porterà all'esercizio provvisorio. Quel che va bene è che la Regione ha dichiarato di voler essere parte integrante di un percorso che l'intero Paese sta facendo verso il rigore, ma anche verso l'equità e la crescita. E pertanto noi non ci sottraiamo, né intendiamo sottrarci a un momento così difficile per l'intero Paese. Tuttavia abbiamo evidenziato come la Sicilia e la Sardegna siano le uniche 2 regioni speciali, non a caso dal Mezzogiorno, che il precedente governo ha lasciato in mezzo al guado per quanto riguarda la definizione del federalismo fiscale e l'attuazione degli statuti, mentre quelle del Nord hanno avuto riconosciuto pienamente le prerogative statutarie e i flussi finanziari e le risorse che quegli statuti assentono a quelle regioni. Allora è evidente che prevedere il taglio omogeneo per tutte le speciali è una decisione, capisco, indotta dall'urgenza, ma certamente non equa.